Comincio il video dicendo mortacci tu ad Albert. Mortacci tu, ormai lo insegnano pure nelle scuole calcio che in quelle situazioni tu ci devi avere le braccia dietro alla schiena. Ma è così difficile da capirlo. È così difficile. Non penso. Lo fanno tutti, pure Lico Giannis lo fa. Io molte volte l'ho difeso d'Albert, ma da un paio di partite a questa parte stai facendo cappellate su cappellate. Una cosa assurda, veramente assurda. È l'89esimo, speriamo di fare qualcosa. Mamma mia. Guarda Lico che cazzo ha combinato. Dio mio. Oggi male male. Oggi male male, capisco le assenze, capisco tutto, ma non c'è stata minimamente continuità rispetto alle prestazioni delle scorse partite. Ma proprio zero. Una Roma tra l'altro anche sprecona, perché se avesse realizzato ogni azione da gol che ha fatto staremmo parlando di un 4-0. Cioè, mamma mia. Senza contare che ci sono stati due palesi tentativi di decapitazione, uno nei confronti di Joao e l'altro nei confronti di Cragno. Però vabbè. Chi lo va a marcare tu? Ce vado io? Ah, mi date 5 minuti, prendo l'autobus, arrivo io a marcare tu. Tanto c'ho pure la maglietta bianca, capite che sto in squadra con voi. Io non lo so. Cioè, io non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so. Male male. Cioè, sta partita veramente male male. Per gusti mia, oggi ci stanno due migliori in campo, che sono Cragno, perché oggi Cragno non gli si può dire niente, e Altare. Poi quando è entrato anche Nandez ha fatto abbastanza bene, però tra tutti Cragno e Altare i migliori. De Iola, una partita che non mi è piaciuta, ma negli ultimi minuti ha fatto due interventi in area di rigore, ha bloccato due tiri, interventi anche abbastanza pesanti ed importanti. Mo vediamo un po', 92 e 25. Vediamo un po' quello che tocca fa. Pereiro oggi male, non è un attaccante, cioè non è un giocatore che tu puoi mettere dal primo minuto perché è estremamente lento. Nel dribbling uno contro uno ci mette mezz'ora. Nandez, mortacci tua! Nandez, mortacci tua! Potevi pareggiarla. Potevi pareggiarla, metticelo il piede.
Io... Brutta partita. Brutto stop. Tra l'altro perdiamo anche Carboni e Paoletti per la prossima partita perché erano diffidati e in quel momento all'arbitro gli erano presi 5 minuti che doveva ammonire sto mondo e quell'altro. Infatti nel mentre della partita ho scureggiato, ho ammonito anche me l'arbitro. Io fortunatamente però non so diffidato. Boh, non so voi, ma a me questa partita non mi è piaciuta, tra l'altro praticamente finita. Non mi è piaciuta per niente. Non esistono più i commenti del tipo ma non sono queste le partite che dobbiamo vincere, perché se tu ti ritrovi terzultimo tu tutte le partite dovresti provare a vincere. Non dico riuscirci, ma perlomeno provarci a vincere sarebbe una cosa abbastanza utile. Mo ci stanno tecnicamente la partita è finita, però continua. Vedremo se fischia non appena rinvia Cragno. No. E niente. Punizione per la Roma e molto probabilmente finirà lì la partita. Oddio. Dispiace. A me personalmente dispiace tanto perché non dico che ci credevo, ma avrei voluto vedere una squadra più convinta. Avrei voluto vedere una squadra molto più convinta, una squadra che giocasse da squadra. Una squadra che oggi secondo me in campo non c'è stata, perché non l'ho vista. Non dico che così si è volatilizzato completamente il lavoro che abbiamo fatto in 2 partite, ma mi aspettavo veramente molto di più. Mi aspettavo decisamente molto di più. Contro una Roma che è stata anche sprecona. Ci tengo a ribadirlo questo concetto. Noi potevamo fare di più perché tralasciando l'ultima azione di Nandez e la traversa che ha preso Joao Pedro grazie a Rui Patricio, il Cagliari in attacco zero. Ma zero proprio. Vabbè. Vedremo contro la Fiorentina chi scenderà in campo. A proposito, mister Mazzarri, io ci sono se vuoi, visto che non credo e non penso che ritornino quelli positivi al Covid. Quindi Grassi, Bellanova, Lovato, eccetera, eccetera. Voglio vedere contro chi giocheremo mercoledì in Coppa Italia. Va bene. Va bene, tutto questo sta accadendo nel momento migliore in cui potesse accadere. Perfetto così. Perfetto, perfetto.